Bassano del Grappa rilancia la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029. Dopo il titolo di Città Veneta della Cultura 2025, la città punta su patrimonio artistico, rigenerazione urbana e giovani. Tra i punti di forza i musei civici, le opere di Canova e una programmazione culturale di respiro internazionale già prevista per il 2026. In arrivo mostre dedicate a Olivetti e a Sebastião Salgado, oltre al ritorno del cavallo colossale. Il progetto coinvolge l'intero territorio pedemontano e mira a trasformare Bassano in un laboratorio culturale e sociale proiettato verso il futuro. La candidatura di Bassano del Grappa a Capitale Italiana della Cultura 29 parte ripensando alle proprie radici che hanno un fulcro nella cultura e nel patrimonio storico-artistico fortissime. I grandi maestri del passato, da Jacopo Bassano a Palladio, a Canova, ai Remondini, sono senz'altro il nostro patrimonio, ma sono anche la spinta per costruire il futuro attraverso un percorso fatto anche di grandi mostre, di grandi appuntamenti che valorizzano la città, che valorizzano le nostre collezioni, ma che aprono a dimensione internazionale, affrontano grandi temi e grandi protagonisti. Sarà la volta quest'anno di Olivetti, che comunicherà con il Museo della Stampa Remondini e presenterà l'utopia olivettiana, la grafica e la comunicazione, in cui il bello è a servizio di tutti, della comunità, e a seguire in autunno la grande mostra di Salgado, un grande fotografo scomparso poco più di un anno fa, la prima mostra a presentare tutta la sua produzione dagli esordi agli ultimi capolavori, che sarà appunto il grande appuntamento a partire dal 24 ottobre fino al 4 di aprile del 2027. Siamo a Milano, abbiamo appena presentato la candidatura di Bassano del Grappa a Capitale Italiana della Cultura, con il grande sostegno delle tante associazioni, i privati e i cittadini. Un percorso sicuramente importante per una città che ha sempre avuto nel proprio cuore, nel proprio DNA, l'arte e la cultura. Porteremo avanti un progetto, delle progettualità davvero importanti per una Bassano sempre più interconnessa, sempre più all'avanguardia e sempre più moderna. Questo per tutti i nostri cittadini, soprattutto per i giovani di oggi che saranno gli adulti di domani. Con oggi parte formalmente il percorso che ci porterà alla candidatura di Bassano del Grappa a Capitale Italiana della Cultura 2029, un progetto importante e ambizioso che serve per valorizzare la nostra città e che ha due pilastri fondamentali. Il primo è il rinascimento urbano, quindi una città con una nuova visione, una città sempre più che punta sulla qualità della vita, con una visione diversa dell'urbanistica, ma anche politiche attente a favore ovviamente delle fasce più deboli, degli anziani, dei giovani, e quindi un nuovo concetto di città. E il secondo pilastro importante sono i giovani. Noi vogliamo una candidatura che punti sui giovani, sulle infrastrutture da dare ai giovani, con la riqualificazione di importanti aree da riconsegnare alle nuove generazioni per spazi di co-working, per spazi studio, per spazi in dove le generazioni possono incontrarsi, confrontarsi, ma soprattutto innovare il territorio, un territorio ricco di imprese, ricco di turismo, ricco di cultura, che noi dobbiamo assolutamente programmare per le future generazioni e per la Bassano del 2050.